Non occorre andare in Lapponia per incontrare Babbo Natale, arrivato con tanto di slitta, renne ed elfi a Mogliano Veneto in provincia di Treviso ed allestito per grandi e piccini il villaggio di Santa Claus. Ho incontrato un folletto sulla giostra! Eh sì, siamo nel villaggio di Babbo Natale, noi siamo gli elfi, siamo gli aiutanti, siamo un grande staff, ci divertiamo e è un bellissimo villaggio. La giostra, il trenino, la pista di patinaggio, divertimento a tutto sprint. Ha imparato prima lei o lui? Allora, ho imparato prima io, però lui è stato più veloce a imparare. È bravo il papà come maestro? Sì. E gli elfi? Ti aiutano? No. Meglio il papà? Sì. Ha mancato sempre. Dove hai imparato? Alla scuola degli elfi? Sì, sempre là si impara a pattinare. E tra una scivolata di lama e l'altra vale la pena fare un giro tra le casette di legno che propongono oggetti di tutti i tipi rigorosamente artigianali, a cominciare da caldissimi maglioni di lana. Con questo freddo un maglione riscalda e come? No, uno non basta, ce ne vogliono 7-8. Di solito i mercatini si pensa sempre a quelli del Trentino Alto Adige, in realtà anche noi abbiamo dei prodotti validissimi, per cui noi abbiamo puntato molto sui prodotti locali. Il grande spazio è dedicato alle prelibatezze, tra cui i formaggi tipici della marca trevigiana, tanto più che sotto l'albero gli italiani hanno messo soprattutto ceste cariche di alimenti, spendendo qualcosa come 2,5 miliardi di euro, il 10% in più dello scorso anno. Vedevo prima i bambini dei giostrai che venivano a chiedere della casatella, che venivano a chiedere appunto dei nostri prodotti perché sono qua, li assaggiano, li degustano e poi effettivamente è bello vedere anche i bambini come si accostano alle nostre produzioni. È una cosa nuova, è una cosa diversa, però è una cosa che sempre comunque fa tendenza. Io sono qua che guardavo intanto che vi aspettavo, che vedo la gente che viene, che li assaggia. Se non li assaggia non li compra, ma quando li ha assaggiati li compra, vuol dire che la qualità insomma ce l'abbiamo. E promuovere i formaggi certificati all'interno del villaggio di Natale, un'iniziativa a cura della Camera di Commercio di Treviso, è un'ulteriore opportunità per diffondere nel mercato domestico il prodotto caseario di alta qualità. Partiamo dal bastardo del grappa che ha un gusto intenso con una buona stagionatura, l'imbriaco che viene mantecato nelle vignacce, per finire il morlaco che è un formaggio di malga da un gusto molto intenso e la casatella invece è molto delicato, un formaggio molto fresco. Con i crack, se no col pane, è buonissimo. Noi lo indichiamo sempre come piatazza, come secondo, perché dobbiamo cambiare la mentalità. O lo servi negli antipasti o lo servi nei secondi, non può sicuramente essere un fine pasto, è un alimento calorico che che fa benissimo da secondo, non può sicuramente essere considerato un dessert. Che magia fa un folletto per i bambini e anche per i grandi? Trasmette emozione, trasmette tantissima emozione, vedere il sorriso dei bambini ci carica tantissimo, soprattutto per trasmetterli ai grandi, perché quando vedono i bambini sorridere la magia è fatta. Un super lavoro nella casa di Babbo Natale, i folletti stanno impacchettando un mucchio di doni. Qualche difficoltà, signor Elfo, con questo pacchetto? Sì, questo pacchetto qua è un po' difficile da fare. Ma dentro c'è un regalo prezioso. Certo, perché noi facciamo solo regali preziosi per i bambini bravi. E quelli meno bravi? Per quelli meno bravi gli daremo un po' di carbone. Ma i bambini sono tutti bravi. Ma non sempre. Ma è arrivato davvero Babbo Natale? Certo che vengo, guarda quanti bambini, vieni a vedere quante lettere io ho qua. Ma quindi Babbo Natale esiste? Certo che esiste, guarda, tutti mi scrivono. I miei elfi di là preparano i doni e li carichiamo nella slitta per poi portarli la notte di Natale. Guarda quante persone mi hanno scritto, quanti bambini, guarda. E siamo indietro col lavoro, dobbiamo preparare tutti questi pacchi, hai capito? Qual è la richiesta più stravagante che è arrivata? La richiesta sono degli adulti, le richieste vogliono soldi in questo periodo e io vedrò di accontentare anche questi. Ma la mia lettera le è arrivata? Certo, tu volevi 10.000 euro, scommetto. No. Gli occhiali nuovi. Bravissimo. Hai visto, mi sono sbagliato forse con qualcuna che ti assomigliava. Non preoccuparti, vedrai che ti arriva anche a te, stai buona, fai la brava e vedrai ti arriva tutto. E sogna, in questo momento bisogna solo sognare, vedi come fa il mio orso, il mio aiutante orso, lui sogna. E così bisogna fare anche in questo momento. E a questa bambina cosa portiamo? Cosa portiamo? Tu mi hai scritto la letterina? Me l'hai già data? Sì. E allora sei stata buona.
Lo saprai tu? Lo saprò no, perché c'è la lista, ce li hanno i miei elfi, Allora lo sapranno loro. Lo sapranno, ma se non mi caricano il dono, io come faccio a portartelo? E non devi star buona solo domani e dopodomani, anche il prossimo anno io ritorno. Sempre bisogna rimanere buoni, ok? Me lo prometti? Promessa, guarda che l'hai promesso a Babbo Natale, Sì.